maggior costo che viene posto in carico ad ogni abitante di queste aree urbane per il deficit di trasporto pubblico locale in Italia è pari a 1.500 euro l'anno. Un trasporto pubblico un trasporto pubblico così male organizzato fa spendere 1.500 euro in più a ciascuno degli abitanti di quest'area. Gli operatori non sanno, esercizio in corso, quale sarà l'ammontare del sussidio pubblico di cui avranno diritto a fine anno. Costo operativo per chilometro. A me pare il dato più significativo. 3,5 euro per chilometro. In Italia produrre un chilometro di trasporto pubblico locale mediamente costa 3,5 euro. La media del panel è 2,7. Due questioni che occorre affrontare e di cui si sta parlando in questi giorni al tavolo. Una è quella delle politiche tariffarie, cioè i ricavi tariffari bassi in percentuale sui costi andrebbero anche paragonati con quella che è la socialità dei servizi d'Italia rispetto agli altri paesi europei. Noi siamo attestati su prezzi molto molto più bassi che diciamo sono a monte poi della qualità bassa del servizio, perché il prezzo basso che non si è adeguato negli anni ha causato anche una serie di mancati investimenti. Abbiamo un'evasione tariffaria estremamente elevata rispetto agli altri paesi per questioni culturali e anche per una diversa organizzazione dei servizi, soprattutto nelle aree metropolitane. In città simili, almeno come dimensioni, a Roma, le grandi città, per esempio Madrid, Lisbona, tutti i servizi sull'autobus sono organizzati con l'autista, ovvero l'autista affiancato a un operatore all'ingresso sul mezzo verificato. Porteremo l'attenzione anche della seconda commissione. È arrivata appunto a una prima revisione di quelli che sono i servizi minimi essenziali, facendo finalmente venire a meno quell'assurdo concetto di distribuzione delle risorse che c'è stato fino ad oggi, che era basato semplicemente sui costi storici, cioè se uno spende tanto un domani riceve in base a quello che ha speso prima, che è una cosa assurda. Uno dei problemi, e non secondario, che abbiamo di fronte quando parliamo di trasporto pubblico e di altri servizi pubblici è il tema della trasparenza. Se è difficile accedere ai bilanci, e se spesso i bilanci, soprattutto su società pubbliche di molto piccole dimensioni, sono fatte in modo un po' artigianale, diciamo così, è anche complicato valutare la performance e l'efficienza delle singole società, sia da parte del comune cittadino che in un impeto di perversione può aver voglia di vedere come vengono spesi sui soldi, sia a maggior ragione da parte del consigliere regionale o comunque del decisore politico che non solo può volerlo vedere ma che deve vederlo e deve verificarlo. Le accise e la pressione fiscale, il prezzo della benzina e del gasolio sono sostanzialmente le stesse in tutta Italia, eppure noi vediamo società che hanno costi chilometrici significativamente, costi dei carburanti chilometrici significativamente diversi, pur in contesti non drammaticamente diversi dal punto di vista morfologico. Semplicemente abbiamo studiato per ammirazione i modelli migliori nel mondo e stiamo cercando di portarli nel sistema in cui viviamo, quindi nel Triveneto. Abbiamo sempre avuto un approccio quindi molto pratico, basato sulla percezione del servizio finale per l'utente. Se vogliamo affrontare il problema, se vogliamo davvero affrontare il problema, la risposta non può essere più soldi, non solo perché non ci sono, ma anche perché non è questo il problema.